È tempo di fioritura, siamo venuti in provincia di Padova a Campodarsego per conoscere l'azienda di un produttore di frutta, Fabio Carraro. Andiamo a sentire che cosa ci ha raccontato. Amici di Verda Nord-Est, tutti l'attendevano. Il sole e il bel tempo hanno fatto sì che arrivasse la fioritura, è arrivata la primavera. Noi siamo venuti nell'azienda agricola di Fabio Carraro qui a Campodarsego in provincia di Padova per mostrarvi appunto la fioritura degli alberi da frutto. Allora Fabio, che alberi sono questi e che cosa coltivi in azienda? Un saluto a tutti intanto. Allora, questi sono dei susini, sono adesso in piena fioritura, si sentono anche le api al lavoro, quindi finalmente è arrivata la bella stagione. Qui in azienda coltivo un po' tutta la frutta che cresce qui da noi in Veneto. Partiamo con le ciliegie, poi abbiamo le albicocche, le susine, le pesche e le pesche noci, ci sono anche poi in autunno le pere e le mele. Ho anche le patate americane e le zucche e per concludere anche i kiwi. Allora, la tua è un'azienda a conduzione familiare e quali sono, alla luce degli avvenimenti più recenti, le difficoltà per voi agricoltori? Ma le difficoltà sono un po' quelle che si dicono da molto tempo. Gli agricoltori hanno molto lavoro, sopportano anche abbastanza rischi per il tempo e per le avversità dovute ai parassiti e quindi molto spesso il lavoro non viene remunerato nella giusta maniera. Io faccio forse un caso a parte in quanto faccio la vendita diretta, quindi riesco un po' a cavarmela in questo senso, ma siccome parlo sempre con i colleghi, con gli amici che coltivano e che allevano e che hanno le loro attività, molto spesso il ritornello è sempre quello: si lavora tanto e non vengono riconosciuti le giuste ricompense economiche in confronto ai sacrifici e alla fatica fatte. Non solo, siamo ancora purtroppo in pandemia, abbiamo visto che i prezzi di alcuni generi alimentari sono schizzati verso l'alto, com'è come non è, però ai produttori di questo aumento ai produttori non è arrivato assolutamente niente, questo va detto e questo me lo confermano tutti i giorni i colleghi con cui ho il piacere di parlare, di confrontarmi. È un problema che riguarda tutta la filiera produttiva, ma proprio visto dal vostro punto di vista, dal punto di vista di un produttore, quale potrebbe essere la soluzione, Fabio? La soluzione, a saperlo, comunque molto spesso noi agricoltori ci dicono che non sappiamo far rete e un po' è vero. Ci stiamo organizzando negli ultimi anni anche con la nostra associazione di categoria, la Confederazione Italiana Agricoltori. Tanti passi sono stati fatti, ci sono i mercatini dove gli agricoltori vendono direttamente il loro prodotto che sono molto frequentati e hanno un buon successo, quindi sicuramente invito chi non l'ha ancora provato a fare un giro e a provare la qualità e i prodotti freschi e genuini di tutti i produttori agricoli che fanno un po' di tutto. Poi io nel mio caso non lo faccio, comunque ho la vendita diretta qui in azienda quando ho il raccolto pronto. Allora, un aspetto a cui possiamo tutti vedere tu tieni è proprio quello della sostenibilità ambientale. Hai citato prima, riferendoti a quanto potevano vedere i nostri amici da casa, al fatto delle api. Qui, ecco, magari poi stringeremo con l'inquadratura, ce ne sono davvero tante, ma vi posso dire che ci sono anche sentiamo il canto di quante specie di uccelli, Fabio, e soprattutto sentiamo un gran profumo. Appunto il sosino è in fiore, quindi sicuramente sta mandando in giro il suo profumo per attirare le api per l'impollinazione.
Ci sono sì, diversi volatili che ci fanno compagnia, ogni tanto passano anche delle coppie di germani che ci mettono un po' di allegria. Sì, dal punto di vista della sostenibilità, una cosa che mi piace dire, da quest'anno la mia azienda fa il 100% di fertilizzazione biologica, quindi la fertilizzazione non è più chimica ma solo biologica, quindi è un buon passo che mi sento di dire e che mi sento di portare avanti, insomma, sempre meno chimica e sempre più attenzione alla salubrità dei prodotti. Allora, consumate prodotti di stagione e noi lo ricordiamo sempre perché ormai soprattutto presso la grande distribuzione si trova frutta davvero di tutti i tipi, però Fabio, allora diamo un po', tu hai le ciliegie, hai le susine, hai le pesche e vogliamo ricordare quando si raccolgono questi tipi di frutta? Ma allora, spannometricamente abbiamo a giugno le ciliegie e le albicocche, parlo della cosa che faccio io naturalmente. A luglio e agosto ci sono le pesche e noci e le susine. Poi a settembre fino a tutto l'autunno, fin quasi all'inizio dell'inverno, abbiamo le pere e le mele. In mezzo a queste cose mettiamo anche un po' di meloni nella parte estiva, e poi alla fine abbiamo i kiwi, le patate americane e le zucche. Quindi questo è quello che propongo io e che vedo che va via bene e ha molto successo, insomma. Allora, grazie Fabio Carraro, e l'appuntamento con voi cari amici è tra qualche mese, quando torneremo qui in azienda da Fabio per seguire la raccolta della frutta. Nel frattempo rimanete con noi perché Verde a Nord-Est continua.